uno dei miei cavalli di battaglia all'inizio del mio mandato e anche per promuovere la mia candidatura era stato quello di creare una scuola di start-up per agenti immobiliari neofiti. No? Cos'è questa? È una scuola. Tutti noi quando vogliamo potenziare le nostre agenzie immobiliari assumiamo un contratto, un contratto di un tipo o di un altro, non entriamo nell'argomento, assumiamo dei ragazzi, solitamente giovani, che devono fare il lavoro di ricerca, informazione e scandaglio delle zone ai quali che gli vengono affidate. Ecco, solitamente questi ragazzi entrano in ufficio e finché uno non gli dà la prima direttiva stanno seduti. Dopo uno gli dà la prima direttiva, ma la capiscono a metà, eccetera. Allora, secondo il mio parere, la cosa che manca al nostro settore è proprio questo ausilio per i nostri associati. Questa scuola di startup è una scuola che prevede una decina di lezioni, una decina di mattine di lezioni a questi ragazzi che alla fine di questo corso scolastico ritorneranno in agenzia o andranno in agenzia a lavorare e saranno già produttivi per colui che sarà il datore di lavoro. Quindi sapranno quali mezzi utilizzare per scovare un'informazione, sapranno cosa devono fare per scovare un'informazione, sapranno come devono agire per arrivare ad avere un numero telefonico di un cliente per poi approfondire se questo cliente realmente o no, diciamo, ha intenzione di vendere o affittare un immobile. È il lavoro più duro che se viene, diciamo, proposto come fanno la maggior parte degli agenti immobiliari, e anch'io stesso ho fatto questi errori, uno lascia il ragazzo alla sua libera iniziativa, il ragazzo si inventa di tutto di più, incomincia a chiamare parenti e amici alla ricerca di qualcuno che vuole vendere, affittare un appartamento e dopodiché entra nello sconforto più totale e incomincia a dire questa è un'attività che fa schifo, eccetera, eccetera, e magari molla dopo 2 o 3 mesi senza nessun frutto, ha perso solo tempo. La scuola si prefigge di fargli capire qual è la cultura di chi vuole fare questa attività, quali sono i fili e naturalmente come tutti i contadini se non si ara il terreno e non si semina non si raccoglie chiaramente e quindi dargli un po' delle indicazioni in questo senso. Ecco, come dicevo prima, fatto il convegno sul contratto collettivo nazionale di lavoro, da lì sono nate delle altre problematiche. Il giorno dopo il convegno, io e Gianluca, che abbiamo dei lavoratori dipendenti, no, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto qua bisogna che organizziamo corsi sulla sicurezza nel posto di lavoro, perché è una situazione che è stata trascurata negli anni passati, che esiste ancora dal 2008 e è stata trascurata negli anni passati e che forse bisogna un attimo rinfrescare anche ai nostri associati. Domani mattina ti entra l'ispettorato del lavoro in ufficio, quando si parla poco, si parla di una sanzione di 15.000 euro. Direi che insomma nessuno vuole andare a lavorare per pagare sanzioni, o no? E questo ecco. Poi cos'è? Sì, stiamo organizzando adesso il protocollo d'intesa con i geometri e con i notai per avere quella che noi chiamiamo relazione tecnica integrata, garanzia di una compravendita, cioè la fotografia dell'immobile che l'acquirente sta per comprare e lui deve comprare in totale consapevolezza, deve sapere che sta comprando un immobile che ha delle parti comuni non a norma, facciamo per ipotesi, e che potrebbero far nascere, diciamo, delle problematiche di sanatoria future, così come anche se c'è qualcosa che si può regolarizzare, fare in modo che venga regolarizzato prima ancora di fare l'atto. Fino a ieri
fino anche ad oggi, i notai alzano le mani, dicono noi gli immobili non li vediamo, noi ci affidiamo a quelle che sono le dichiarazioni delle parti, però c'è stata la Corte Costituzionale che ha dato torto a questo modo di pensare e quindi oggi anche i notai sono ben stimolati a voler fare gli atti, diciamo così, come Dio comanda. Ecco, quindi, e quindi si sono inseriti anche loro in questo protocollo che era nato già tra la nostra federazione e il Collegio dei Geometri e adesso c'è la nostra federazione e il Collegio dei Geometri, ci sono i notai, ma questo protocollo, secondo il mio intendimento, è comunque quello di farlo firmare agli ingegneri, agli architetti, a tutti gli attori del mercato immobiliare, perché solo così siamo sicuri che tutti poi lo adotteranno. Ecco, vabbè, la lotta all'abusivismo è una lotta che stiamo portando avanti da anni, è la lotta più difficile che stiamo portando avanti perché l'abusivo bravo non viene denunciato. Ecco, quindi questo è un po' il concetto. L'abusivo non bravo muore da solo. Quindi, però dobbiamo dare gli strumenti per poterli individuare perché la concorrenza sleale nel nostro settore crea danno a chi, come l'associato FIAIP, è sicuramente iscritto, è sicuramente aggiornato, ha sicuramente l'assicurazione professionale e quindi diciamo, l'abusivo spesso e volentieri nascosto nell'ombra porta a casa i soldi anche un po' così e quindi non ci fa una buona concorrenza. Insomma. Quindi, tante sono le iniziative e tante ne nasceranno, quindi questa è FIAIP, lavoriamo per tutti gli agenti immobiliari, anche se non sono associati FIAIP, perché ora della fine il nostro metodo di lavoro e i nostri corsi vengono poi divulgati in qualche maniera e chi, naturalmente chi comprende tutti i nostri sforzi e non è ancora associato si associa e se si associa naturalmente ci porta il suo contributo economico e personale anche quando poi collabora fattivamente entrando nel consiglio, eccetera.